Il decreto Salvini piace, è questa la prima sensazione che si percepisce ascoltando i cittadini di Treviso. Adesso io ho letto ma non ho capito di cosa si parla. Spacciava Piace. droga, l'hanno espulso. Ha fatto bene allora. Che ha fatto bene. Se la legge prevede quello. Poi se si chiede asilo e si vuole integrarsi, non è quello il sistema. Rimpatri più facili per chi delinque e per i richiedenti asilo, questa la novità. L'iniziativa del governo è giusta per la quasi totalità degli intervistati. L'espulsione dopo la condanna di primo grado è condivisa dalla maggioranza degli italiani. Lo straniero che si rende colpevole di reati gravi deve essere rimandato a casa. Ma la legge, va rispettata. Era al suo paese, no qua, perché sennò bisogna mantenerli, bisogna mandarli a casa sua. Chi lo manda via se è giusto, no? Se uno viene qua per delinquere, che vada a casa. Chi delinque sì, è giusto che venga mandato a casa o messo dentro. È anche giusto espellerlo. Sì, secondo me sì, perché è giusto che sia così. Va bene essere espulso se combina di questi guai qua sì, però sarebbe opportuno che non uscisse da una parte e ritornasse dall'altra. Per i richiedenti asilo la domanda verrà sospesa alla prima condanna, tenendo conto della protezione umanitaria, se cioè il migrante rischia la vita al suo rientro in patria. In quel caso l'espulsione risulterebbe difficile perché il governo e le commissioni ne dovranno tenere conto.